Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Allora giù, ci siamo quasi. Ci siamo quasi per questa semifinale del torneo. Osimhen contro Forza Napoli. Io sono Forza Napoli, questa a destra. Manca sempre poco. Ci vediamo al calcio d'inizio. Eccoli qua. I giocatori entrano in campo. Ora vi faccio vedere le attuali formazioni. Questa è la formazione di Osimhen 109. Questa è la mia formazione. Abbiamo pure il telecronista in sottofondo, non lo so se lo sentite. Allora, chi batte? Batte Osimhen. Il Barbo. Perché fra Sarop in scivolato e di Gadar come si fa. Guarda che gol ha pigliato chissà. Guarda che come scende. Allora battiamo, vediamo di andare a fare gol. Olise, ma che fa? Olise. Vai. Si è triplatelo, vai giù, ma che fai? Ma perché non passi? Oh. Abbonagis. No, non me la miseria. No. Vai. No. Vai. Vai, tira. Ed è golazo. Che golazo. Che golazo di Olise. Ha battuto. Ora abbiamo recuperato palla. Vai Battistuta, vai. Dobbiamo chiudere questa partita. Battistuta. Vai, Declan Rice. Non la perde palla. Su Declan Rice. Azione da parte degli avversari che lo manda allo sbando. Che cosa fa? Parata di Bonu. È finito primo tempo. Ora facciamo un paio di cambi. Allora metto Tolisso e Anghissà. Inizia il secondo tempo. Salta. No, fuori gioco. Ma poi fuori gioco è millimetrico, è fuori gioco, mano. Cioè, guarda, è millimetrico, perché l'ha chiamato questo? Sono entrati i giocatori che ho cambiato prima, non so perché me l'ha fatti cambieremo. Attacca l'avversario, si bene, recupera palla, bravo Raiupo. Ripartiamo. Riparte anche sta passa, lo presto. Hai Mata, no, non ti fa recuperare, vai. Vai, scartatelo però. Vai, Mata, non si preoccupa. Guarda qua, guarda come Mata segnali. Guarda qua. Che è successo, mo? Ah, scusate. Vabbè, comunque vi ricordo che questo qua è un torneo semifinale e finale, partita diretta. Vai. Vai, Mata. Tira Tolisso, no, che ha sbagliato. È quasi finito il secondo tempo. Dopo, se continua a finire in pareggio, andiamo ai supplementari e poi ai rigori. Vai a Raiuko che ferma la palla, fermi tutte le palle. Passala. Vai. Ok. L'hai fatto. Tira. Che ha sbagliato! Oh, non la miseria. 3 minuti di recupero. Finiti questi 3 minuti di recupero. Ora si va ai tempi supplementari. Anzi no, ai rigori, scusatemi. Centro, segna il primo rigore. Inizio io con i rigori con Anghissà. Ed è gol. Wow, meno male, vai giù. Era quasi parata, mamma mia. Vediamo lui, la tira di qua. No, ma l'era pure pigliata. Ora la tiro io, la tiro di qua. Non la prende. Non l'ha presa. Vai giù, l'ha mandata in curva, scusate, non sono riuscito a riprenderla. Hai Battistuta. Ed è gol. E si passa in vantaggio ai rigori. Vediamo. Figo. Distraiamo un poco. Vai, la tira di qua. No, non mi ha fatto. Devo segnare a tutti i costi. Devo segnare. Di qua. Ok. Vai giù. Se sbaglia questo, abbiamo vinto. Se lo segna e noi dopo segniamo, abbiamo vinto noi. Vai giù. Quindi quasi sempre abbiamo vinto noi. Vediamo.
Distraiamolo un poco. Altro anche lui è Rice come giocatura. Vediamo. Oh, innamora miseria. Lo sapevo. Ok, Aci, vai. Aci, non hai mai tirato un rigore nella tua vita. Ne hai tirati giusto 3, mi hai sempre accontentato. Aci, ti prego, non sbagliare. E si porta a casa la finale, si va in finale, e si va in finale, e... Aiuto, ci vediamo alla finale. È arrivato il momento della finale. Forza Napoli contro Vincenzinho, Napoli-Karabakh. Ora vi faccio vedere tutte le formazioni e tutto. E vi ricordo che per questa finale, apposta per questa finale, ci sarà sia i tempi supplementari che i calci di rigore, oltre ai tempi normali. Ovviamente ora vi faccio vedere tutte le formazioni. Entrano i giocatori in campo, stadio Diego Armando Maradona, quasi pieno per questa finale. Ecco la formazione del Napoli di casa, ecco la formazione di Vincenzinho Karabakh. Calcio d'inizio per il Napoli. Mettiamo pure la difensiva e iniziamo. Parte e viene fermato da Balde. Avanza inarrestabile.